457 l'altro ieri, 320 sono annunciati nelle prossime ore, secondo il criterio di proporzione, quindi almeno altri 60 in provincia di Venezia. Ormai il numero dei profughi in arrivo supera quello di alcuni piccoli comuni in un territorio ormai alla soglia di saturazione per l'accoglienza dei disperati, e le preoccupazioni per la capacità non solo di ospitarli dignitosamente ma anche di eseguire le procedure necessarie in modo corretto stanno aumentando. Decine i malati di scabbia nell'ultimo sbarco, nelle questure la tensione è palpabile. Dicono che hanno fatto dei protocolli sanitari, di fatto noi rileviamo giorno dopo giorno casi di poliziotti che rimangono colpiti da varie patologie, dalla scabbia, dalla tubercolosi, da tante altre patologie che questi profughi portano. Ci compriamo le mascherine coi nostri soldi, dice il COISP. Oggi in mobilitazione regionale davanti alla questura di Padova, e anche creme farmacologiche, ma lavoriamo in condizioni estreme. Questi profughi hanno comunque delle pretese, ricordo che ieri hanno rifiutato i sacchetti di cibo perché volevano dei cibi caldi e non dei cibi freddi contenenti panini e frutta, e sono gli stessi cibi che hanno mangiato i poliziotti. Ma l'accoglienza è obbligatoria e tutte le strutture sono mobilitate, così come albergatori e sindaci. A questi ultimi ieri il prefetto Cuttaia aveva lasciato intendere che si sarebbero potute imporre requisizioni di edifici pubblici come palestre. Oggi l'ipotesi, almeno nel veneziano, sarebbe scongiurata, ma la polemica col governo è comunque immediata. Che siamo davanti a un'ospitalità selvaggia che nulla ha a che vedere con il rispetto della dignità umana, ma soprattutto c'è un sacco di ipocrisia, perché diciamolo fino in fondo, 150.000 immigrati arrivati sulle nostre coste sono stati illusi dal fatto di poter avere lavoro, una vita migliore, ma arrivati in Italia non è così. Non sono esenti da tensioni, ma riescono a gestire al meglio l'emergenza intanto i responsabili dei centri di accoglienza, tra complessi aspetti burocratici, organizzativi e logistici. Sono 19 persone e l'accoglienza di profughi e rifugiati politici è cominciata a giugno qui da noi, e oramai siamo attorno ai 60-70 accolti in questa struttura. Il vero problema, a mio avviso, è capire che cosa devono fare queste persone nei prossimi mesi, in che modo troveranno una risposta alla loro domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, diventare immigrato regolare con la possibilità di lavorare, di andare a scuola.